Buon pomeriggio a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi di una storia accaduta realmente nel mio paese e si tratta di una ragazza, una storia che ha dell'incredibile, che come sempre io sono un amante di questo genere, avevo dimenticato tante cose che sono accadute nel corso degli anni, anche perché forse stessa la paura ce l'ha fatta dimenticare. Però questo fatto è accaduto davvero tanto tempo fa. Difatti sfido chiunque di voi a venire qui e a domandare di questa bambina e tutti qua in paese vi diranno la stessa storia che sto per raccontarvi io adesso. La storia incomincia una bambina, una ragazza diciamo, non bambina, aveva una ventina d'anni, improvvisamente muore per un attacco di cuore. Lei era già malata, quindi però si curava tutto. La sua famiglia era povera, quindi in effetti ci fu un funerale normale, però ciao, The Golden. Però qui si usa che quando si muore, diciamo, se muore una bambina, speriamo sempre mai questo, si mette l'abito della prima comunione. Se invece muore una ragazza, come regola, si deve mettere, come si usa da noi, l'abito da sposa, perché la ragazza non si è sposata e quindi sarebbe stato il desiderio di qualsiasi donna. Fatto sta che la mamma, siccome giustamente non aveva denaro, non aveva tanti soldi per comprare il vestito da sposa e tutto, fare il funerale e tutto, perché era una famiglia che era la mamma era divorziata, la bambina, quindi diciamo la ragazza andava a lavorare, però improvvisamente muore e devono fare il suo funerale. La sua sorella che fece? Andò da una ragazza qui del posto, no? Che sapeva che aveva un vestito da sposa e cercò, diciamo, questo vestito da sposa a questa ragazza. Però la ragazza si rifiutò, disse che aveva paura di queste cose, cioè che il suo vestito doveva andare sottoterra nella bara insieme a questa bambina e quindi non glielo volle dare. Si rassegnarono quindi a questa cosa, quindi non ci stava nulla da fare. La notte stessa, questa ragazza che aveva rifiutato di dare il vestito ebbe in sogno la ragazza stessa che diceva: perché non me lo vuoi dare? Che cosa ci sta di male? Ho freddo, qui fa freddo, tengo freddo. E andò avanti per 2 o 3 giorni di fila. Ogni notte, come lei chiudeva gli occhi, questa bambina, questa ragazza, giustamente gli chiedeva: perché non me lo dai? Io qua fa freddo, qui. Comunque andò avanti per una settimana questa storia finale, finché la ragazza questa qua incominciò davvero a impazzire perché era come se tutto fosse reale. E quindi chiamò la sorella, quella lì, e disse: te lo voglio dare il vestito da sposa, te lo do, non ce la faccio più, tua sorella tutte le notti mi viene in sonno che vuole il vestito da sposa. Io non ce la faccio più. Comunque la sorella gli dice: guarda, noi già abbiamo, diciamo, fatto il funerale a mia sorella, quindi il vestito da sposa, dice, ora dove lo mettiamo? Ma siccome ancora non avevano messo, diciamo, i marmi, allora che cosa fecero? Misero il vestito da sposa sopra il marmo, diciamo sopra il cemento, e poi misero i marmi sopra. Comunque, o causalità o che sia, la ragazza non l'ha sognata più. Quindi confermiamo che qualcosa ci sta. Cioè la ragazza l'aveva rifiutata alla sorella. Quella è venuta in sogno a dire: perché non mi vuoi dare il tuo vestito da sposa? Cosa ci sta di male se me lo dai? Io qui ho freddo. Cioè, come fa? Questa è un'altra persona, cioè una persona del luogo. Siccome si domandava in giro
chi avesse un vestito da sposa, allora essendo da questa ragazza che sapevano tutti che si era sposata da poco e lo aveva conservato. Quindi diciamo che è più che una prova che qualcosa esiste in effetti. Cioè andare in sogno e cercare l'abito da sposa e dire perché non me lo dai, io qua ho freddo, è qualcosa da far accapponare la pelle, diciamo. E da allora la ragazza non l'ha mai più sognata perché lei gli disse quando la sognava: non mi venire in sogno, io te lo do il vestito da sposa, basta che non mi vieni più in sogno. Difatti dopo che gli ha dato il vestito da sposa, che hanno adagiato sul cemento e poi sulla lapide, la ragazza non è andata più nei suoi sogni. Improvvisamente, dopo una settimana di incubi, diciamo così, di questa ragazza che voleva il vestito, c'ho freddo, così, scompare improvvisamente e saranno passati oltre 10 anni, ragazzi, e non si è più sentita che questa ragazza l'abbia sognata. E questa è una storia di tanti tanti anni fa, che avevo quasi dimenticato. Comunque spero che la storia vi piaccia. Lasciate un commento e dite che cosa ne pensate voi. Ciao a tutti ragazzi, oggi è proprio storia di horror perché anche il tempo qui è cambiato improvvisamente, sta facendo tanta acqua, stiamo a settembre, ottobre, mi pare.